Continuano le polemiche dopo la stoccata della trasmissione Report alla sanità veneta, che a Padova ha raccolto la testimonianza di un anonimo tecnico segnalando l'inattività di 2 macchinari su 4, stoccata a cui il governatore Luca Zaia risponde prontamente. Capisco la volontà di andare a scandagliare fino in fondo, tanto è vero che io sono a disposizione, però è altrettanto vero che oggi le prime vittime di Report sono i signori di Report, che si sono fatti usare, nel vero senso della parola, da qualcuno che voleva consumare qualche vendetta personale nei confronti della regione o di qualche collega che lavora nella sanità, facendo credere a quelli di Report che le 2 macchine che gli ha fatto vedere sono macchine che usiamo di notte e che di giorno stanno ferme. La verità è che una macchina è da rottamare, ferro vecchio, e l'altra è una macchina utilizzata, un muletto, utilizzato ad esempio per i malati delle malattie infettive che hanno ovviamente dei canali di diagnostica diversi da quelli normali. Ma ad attaccarlo ora è anche il PD, che parla degli ospedali aperti la notte come del bluff di Zaia. Una bolla di sapone la definiscono i consiglieri regionali Sinigaglia e Azzalin, che annunciano una interrogazione alla Giunta, chiedendo anche all'assessore alla sanità Coletto costi ed esiti dell'operazione. Il problema sussisterebbe nella sì sacrosanta volontà di tenere gli impianti per gli esami il più funzionanti possibili, ma nella impossibilità di fatto di avere le risorse per impiegarli giorno e notte. Piuttosto che impiegare risorse per gli straordinari, continuano i consiglieri, sarebbe più utile risolvere i problemi di organico esistenti.